Buon pomeriggio e benvenuti al comunale Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Stiamo per seguire due squadre che non abbiamo mai visto in questo inizio di campionato. Siamo a Nervesa per Nervesa Real Martellago e allora seguiremo questa gara che è valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ecco le squadre schierate in mezzo al campo agli ordini del signor Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dai signori Bacco e Fortugno. Allora le due formazioni le vediamo subito insieme. Cominciamo dagli ospiti con Real Martellago che schiera Fasolo, Leone, Frassetto, Pettenà, Niero, Modolo, Busetto, Carbonetti, Scantamburlo, Zottino e Favero. In panchina Albino Piovesan porta De Pieri, Aldegani, Ginocchi, Giubilato, Battistin, Boccato e Mihail. In Nervesa risponde con questo 11: Mion, Anselmi, Biase Manolache, Marcon, Franchetto, Ton, Sciancalepore, Fracaro, Luna, Mason e Cibin. In panchina Michele Baldi. Ci sarà intanto un minuto di raccoglimento per la morte dell'arbitro Agnolin. Ci fermiamo. Un applauso naturalmente per Gigi Agnolin, un grande arbitro che ha segnato, al di là di polemiche o non polemiche, insomma, tra squadre italiane e non, ha segnato veramente un'epoca e un modo di arbitrare. A disposizione, vi dicevo, di Michele Baldi, il tecnico del Nervesa della Battaglia, troviamo Visentin, Sica, Pinarello, Dametto, Sandri, Rossetto, Concas, De Martin, con cui ho parlato poco prima di iniziare il match e leggermente infortunato, e poi Visentin del classe 1995. Allora siamo pronti per iniziare la gara qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Tutto è pronto, l'arbitro attende l'ok anche dai suoi diretti collaboratori e poi sarà gara vera, una gara che, ecco, il via alla partita con la formazione del Real Martellago che controlla la prima palla per cercare di manovrarla in velocità. Subito la verticalizzazione, interviene Ton a gettare la palla in avanti, blocca il tutto e poi ancora a prendere palla Scantamburlo del Real Martellago, controllato e bloccato, un fallo che l'arbitro vicinissimo all'azione di gioco, il signor Poli della sezione AIA di Verona, uno dei più interessanti tra l'altro arbitri, l'abbiamo scoperto in questo inizio di campionato, e quindi controlla palla per il capitano Ton che gira sulla fascia destra del campo pescando Anselmi che va ancora per linee centrali in mezzo al campo, poi la palla ritorna, attenzione questo pallone gettato dentro in verticale da Mason pescando, cercando di pescare il proprio compagno, non c'è riuscito l'intervento, ma poi è il tocco da parte dello stesso Mason che la palla la fa terminare in fallo laterale. Si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Real Martellago. È un Real Martellago che è euforico, insomma, perché viene da una vittoria piuttosto importante contro il Porto Mansuè, che domenica ha battuto per 1-0, anche se dobbiamo dire che l'impresa più grossa forse l'aveva fatta fino a quel momento il portiere Scocco del Porto Mansuè, parando due rigori sotto la tribuna centrale, un fallo con un urlo che ha fatto rabbrividire, ma poi nulla di problematico con Biasi Manolache che era intervenuto sul numero 10 Zottino. Palla adesso che si può controllare, si può rigiocare per quanto riguarda, hanno per le terre due giocatori in mezzo al campo, era Ton e Scantamburlo, sarà un bel duello il loro naturalmente. Vi dicevo
di Scocco, portiere del Porto Mansuet, che aveva salvato la propria squadra fino ad un certo punto parando anche 2 rigori, poi il terzo invece è stato fatale e così il Real Martellago è riuscito a vincere questa gara. Il Nervesa viene da un pareggio invece in casa, un pareggio strappato con il Lia Piave, e quindi bisogna ritornare prepotentemente ai 3 punti onde evitare in questo difficilissimo campionato di eccellenza, e abbiamo visto i risultati e ce lo confermano i risultati che si sono ottenuti anche domenica scorsa, che questo campionato è molto livellato per queste prime partite, e con alcuni risultati che sono stati un po' una sorpresa, tipo quello del Vittorio Veneto. Viene in avanti intanto il Nervesa, la mette dentro questa palla, ancora un suggerimento, è bello il colpo di testa tentato e riuscito molto bene da Ton, che poi sfugge, ritorna velocemente al secondo minuto di gioco. Il colpo di testa di Ton ha impensierito non più di tanto, però ha dovuto impegnarsi per prendere questa palla il portiere Fasolo, che blocca tutto e fa ripartire i suoi giocatori, i suoi compagni di squadra. Bloccata ancora l'azione del Real Martellago, che non trova sviluppi. Attenzione a questa palla messa indietro da Ton per Mion, e la palla naturalmente ancora torna indietro a metà campo. A metà campo ritorna a giocare ancora il Real Martellago, che manovra in avanti, blocca tutto ancora il Nervesa della Battaglia, in avanti a sostegno, qualche scambio un po' in confusione da parte del Real, indietro tutto per Niero che va sul portiere Fasolo. Attenzione a Fasolo, il suo rinvio lungo oltre la metà campo è preda di Zottino che si gira bene, prova a girarlo dalla parte opposta, non ci riesce, e allora c'è il colpo di testa di Favero che dà in avanti ancora. Scantamburlo con la lotta con il suo diretto avversario viene in avanti ancora per cercare di trovare il pallone, non lo trova perché lo blocca tutto, e allora ancora dalla parte opposta con Leone che prova a manovrare per il Real Martellago, che va verso il centro con Busetto, blocca ancora tutto, palla che rimane lì sulla linea mediana del campo. Il rinvio ancora, la lotta tra Scantamburlo e Ton, li abbiamo già individuati, sarà un bel duello, vi dicevo poco fa, e in effetti così è. Dalla parte destra del campo ancora a manovrare Anselmi, il suo lancio lungo cercando ma non trovando Ray Luna, che si fa anticipare dal suo diretto avversario. Cibin cerca di andarsene, non riesce ad andarsene, e c'è una rimessa in gioco che però è contraria. Non è per il Real, che aveva velocizzato il tutto. Davanti alle panchine i 2 tecnici, vediamo muoversi Albino Piovesan e anche Baldi davanti alle proprie panchine, cercando di dare qualche indicazione ai propri giocatori in questi primi minuti di gioco. Sono passati 5 minuti di gioco qui al Gipo Viani di Nervesa della Battaglia. 0-0 il risultato per il momento, con un'azione da tenere in considerazione nel nostro tabellino: il colpo di testa di Ton su un cross che proveniva dalla destra, il colpo di testa, l'ottima girata, però facile la parata di Fasolo. Ancora a manovrare il Real Martellago, blocca tutto il Real Martellago indietro con Carbonetti. Attenzione a questa squadra, perché è una squadra che può sembrare dormire in certe occasioni, rallentare il gioco, però poi ha delle verticalizzazioni, delle velocità un po' che possono mettere in difficoltà tutte le componenti, perché questo è un po' il gioco di Albino Piovesan sulle sue squadre, con le sue squadre. Questo è il suo modo di impostare il gioco, lo ha fatto per anni all'Ia Piave, poi naturalmente ha trasportato quello che è il suo input qui al Real, dove sta facendo bene. Manovra la formazione del Real Martellago, ancora con palla tra i piedi, ancora in linea orizzontali, Modolo, Niero, ancora Modolo, e sentiamo l'urlo di Albino Piovesan che dice di alzare questa palla. In effetti dovevano forse alzarla e verticalizzare in velocità un pochino prima. Petenà non è riuscito a verticalizzare giusto, la palla termina fuori, ancora con un colpo di Ray Luna per cercare di controllare. Toni in anticipo netto su Scantamburlo, però la palla è ancora del Real Martellago, che riparte adesso con Zottino, scambia bene dalla parte opposta. Attenzione a questa palla messa giù ottimamente da Busetto che entra in area, il tiro, ed è ottima la parata di Mion, che però non trattiene
Vediamo il minuto, andiamo a controllare il minuto al nostro cronometro per quanto riguarda questa azione. 6° minuto di gioco con ottima azione da parte del Real Martellago, con Zottino che è andato a pescare dalla parte opposta il numero 7 Busetto, il suo rasoterra impegnato a il portiere del Nervesa in una deviazione, poi nulla di fatto sulla ripresa del gioco. 1-1, diciamo così, le due azioni si sono compensate da parte di Nervesa e da parte del Real Martellago. Attenzione a Nervesa che viene in avanti, cerca di mettere dentro con Cibin, la palla si ferma lì, adesso Cibin in azione di difensiva, in azione di ripartenza da parte del Real Martellago, a terra il suo diretto avversario e si riprenderà a giocare con una rimessa e con una calcio di punizione da parte del Real Martellago, ancora lì sulla fascia sinistra del campo. Ottimo l'anticipo di Franchetto che non lascia scampo francobolla il suo diretto avversario, palla che rimane lì ferma ancora perché c'è un altro fallo a favore sempre della retroguardia del Nervesa. Palla ceduta a Niero che palla ceduta, scusatemi, a Franchetto, che va ancora a trovare Mason che aveva cercato di imbucare, nulla da fare perché il Real Martellago si salva ancora una volta, salva ed esce dalla retroguardia difensiva. Buono il passaggio in orizzontale ancora dalla parte opposta con Leone che spinge sulla fascia destra del campo, mette dentro Leone ma c'è attento Ton con il colpo di testa fuori per lui, con ancora Sciancalepore che va a cercare e a trovare, poi ha sbagliato il tentativo di verticalizzare da parte di Mason e la palla rimane lì, ancora però preda del Nervesa della Battaglia con Mion, classe 2000, questo portiere che tra i pali del Nervesa della Battaglia in avanti con Mason alza la testa, trova ancora libero dalla parte opposta Sciancalepore che ha visto subito l'arrivo di Cibin. Purtroppo il suo lancio è stato un attimino troppo veloce, Sciancalepore non ce l'ha fatta a raggiungerlo, la palla termina sul fondo, riprenderà a giocare Fasolo, il portiere classe 1996 per quanto concerne il Real Martellago, che ha un potenziale, che ha una età media un pochino più alta sicuramente, così di primo acchito rispetto al Nervesa della Battaglia, che schiera 2.2000 e un paio di 1.98, 1.97, mentre dalla parte opposta Martellago un 99 Scantamburlo e un 2000 Favero. Queste più o meno, insomma. Attenzione a questa palla data ancora sulla fascia nel tentativo di velocizzare Busetto per Frassetto, palla che torna e rimane ancora tra le mani del portiere del portiere Fasolo per giocare questa palla. Il Real pronto al rinvio lungo oltre la metà campo. Colpo di testa, una spizzata di Busetto, ancora Busetto che viene in avanti, voleva palla, il numero 9 Scantamburlo si era un po' arrabbiato, poi Busetto bene, attenzione a questo colpo di testa di Zottino poi si gira splendidamente, in una prima occasione aveva cercato la deviazione di prima intenzione non riuscita, poi Zottino ancora una volta al 10° minuto di gioco, doppia azione per Zottino, doppio tentativo con la possibilità di beffare il portiere di casa, ma Mion è bravo a volare e a mettere in calcio d'angolo, e quindi primo calcio d'angolo per la formazione ospite che ha battuto con la retroguardia del Nervesa a mettere fuori. Nulla di pericoloso in questa battuta, bravo Mion che si è salvato, ha agito bene, è stato molto attento perché è stato bravissimo Zottino in due occasioni. La prima ha sparato subito di prima intenzione, bloccata da un difensore, poi si è girato altrettanto bene e ha colpito, ed è stato Mion bravo in questo caso. Ancora in avanti la formazione di casa con Sciancalepore che poi perde tutto in malo modo, il pallone salta male sul terreno, non è riuscito
riuscito a controllarla questa palla che va sul fondo, e allora nulla da fare per quanto riguarda la formazione di casa, che non è riuscita a concretizzare questa ripartenza ben fatta, ben controllata in prima battuta dal retroguardia di casa. Poi Sciancalepore ha sprecato tutto. Il rinvio oltre la metà campo da parte della formazione ospite, con il colpo di testa di Anselmi che la mette sul numero 8 Fraccaro anticipato. Allora può ripartire la compagine del Real Martellago, che manovra, attenzione alla sua velocità, ancora Zottino che cerca di manovrare questa palla, poi la tocca male e termina in fallo laterale, palla che se ne va nel campo sussidiario tra l'altro, e deve costringere Anselmi ad andarsela a pigliare. E allora siamo pronti ad una rimessa in gioco con le mani da parte di Anselmi. Il giocatore del Nervesa è pronto alla giocata con le mani, una rimessa lunga che arriva ancora a pescare però un giocatore del Real Martellago. Si cerca di giocare, arriva cercando di evitare la rimessa in gioco su questo tentativo di ripartenza non riuscito, e allora con tutta calma il Nervesa con Anselmi, palla tra le mani, palla che però arriva come un missile e non si riesce a conquistare. Allora si cambia il pallone, Anselmi per Marcon ancora per Anselmi, in difficoltà, la sua rovesciata, va a pescare Mason che perde palla, attenzione, si riparte ancora con Zottino che cercava di impostare un'azione per portarsi in avanti. C'è un uomo a terra ed è il numero 10 Mason del Nervesa della Battaglia, che è rimasto a terra dopo un contrasto con un suo avversario. Dalla parte opposta c'è un altro uomo a terra ed è il numero 8 Carbonetti del Real Martellago, che si rialza, mentre ha qualche difficoltà a rialzarsi Mason, che è aiutato dai sanitari del Nervesa della Battaglia che sono entrati in campo. Vediamo davanti alla panchina nervosamente Michele Baldi, il tecnico arrivato quest'anno qui al Nervesa insieme al DS Fardin, per una... Adesso sta parlando anche con la panchina, ce l'ha con qualcuno, probabilmente anche con l'arbitro, forse voleva un'ammonizione, cosa non data. Adesso l'arbitro se la prende un po' con il sanitario del Nervesa, perché Mason non voleva uscire, ma è entrato il sanitario, quindi in ogni caso devi uscire dal campo e poi rientrerai. E allora... punizione battuta dal Real Martellago ancora che la mette dentro, attenzione perché c'è questo rinvio sbagliato nettamente da parte di Cibin, che stava per favorire ancora un attacco. Entra intanto Mason per la formazione di casa, può rientrare, può prendere posto, gira ancora bene la palla sul portiere del Martellago, Fasolo, che prova a verticalizzare, non ci riesce, allora riparte come un razzo Cibin dalla parte destra del campo, viene atterrato. Adesso l'arbitro dice che non c'è fallo, forse qui qualche cosina c'era, secondo me forse anche ci stava un giallo, perché il corpo messo lì davanti al tentativo di fuga da parte di Cibin era abbastanza netto. L'arbitro non è del mio stesso avviso e lascia andare, dice che si può continuare, e allora la punizione battuta già, anzi la rimessa dal fondo. Adesso c'è una punizione, no, non c'è nessuna punizione, quindi viene in avanti ancora Frassetto, che butta lì la palla, purtroppo la perde in questo momento, la conquista Mion dalla parte opposta, cerca di giocarla con Anselmi che alza la testa, guarda la posizione dei suoi giocatori, sventaglia verso il centro con Mason che la blocca la palla molto bene. Mason ancora alza la testa, guarda il compagno e trova ancora Ray Luna, che era però era Cibin che era in fallo di posizione, quindi fuori gioco per Cibin, che stava rientrando, è venuto a prendersi la palla. L'arbitro, anzi il guardialine, ha visto il fuorigioco e ha alzato la bandierina, quindi nulla da fare, si riprenderà con una punizione battuta dal Real Martellago, che fa viaggiare ancora la fascia sinistra del campo cercando di controllarla, la palla ancora con Busetto che cerca di andarsene, palla che termina fuori, e allora si porta ancora la palla con la rimessa in gioco con le mani, si rigioca, e allora ancora con Carbonetti che manovra
manovra, viene bloccato da Marcon blocca tutto, palla che termina fuori, si può riprendere a giocare ancora con una rimessa in gioco da parte del Nervesa della Battaglia con Anselmi, palla tra le mani, rimessa lunga per cercare Rai Luna, la spizzata di testa, chiama palla, poi ancora Carbonetti indietro, si riparte in avanti, il lancio lungo, Scantamburlo anticipato, cerca di arrivare Zottino, non ci riesce e allora ha anticipato anche Busetto dalla parte opposta, attenzione con Anselmi che controlla la palla, poi la butta in avanti ma era già fuori e allora si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Real Martellago. Sono trascorsi circa una ventina di minuti di gioco, controlliamo 17 per l'esattezza, 17 minuti di gioco al cronometro del nostro. Controlliamo questa partita, attento a Ton che guardava dalla parte opposta, non si era accorto che Scantamburlo stava arrivando da tutt'altra parte, poi la palla termina fuori, la controlla con il corpo, nulla di problematico per Ton che di esperienza ne ha da vendere e allora Mion ha fatto attendere, vedete la linea difensiva del Nervesa, i 4 con un 4-3-3, adesso la potete vedere ben schierata, la vedete sul campo. Ancora la palla conquistata da Scantamburlo che la tiene bene con il corpo, fa viaggiare Busetto dalla parte opposta, ancora attenzione, l'1 contro 1 viene dentro, 1 contro 1 trova anche lo spazio per mettere questo cross piuttosto insidioso, non ci ha creduto anche se era un po' lungo e un po' troppo fuori diciamo dalla portata di Scantamburlo, però non ci ha nemmeno tentato Scantamburlo, probabilmente dalla sua postazione meglio della mia aveva visto che sarebbe stato inutile muoversi, è inutile andarsi a prendere questa palla o tentare di far fatica. Il colpo di testa, ancora Rai Luna cercava di prendere posizione, non ci è riuscito, in azione difensiva lavora bene Biasi Manolache, la palla termina fuori con Leone che prova a spingere ancora sul suo compagno di squadra, la palla non riesce ad essere messa a terra, un colpo di petto che va lungo e ancora trova Zottino che si sta dando un grande affare, sicuramente uno dei migliori in questo inizio di partita tra i suoi. Lascia lì la palla, può giocarla la linea difensiva del Real Martellago che manovra ancora con Carbonetti che dà indietro per Modolo in avanti, anticipato il diretto avversario, allora vede che sulle fasce c'è possibilità di andare a spingerlo, spinge Frassetto dalla parte opposta del campo sinistra, mette dentro questa bella palla, non arriva Scantamburlo con il colpo di testa, ottima la finta cercando un compagno dietro di sé, non c'è nessuno, ancora spinge la formazione del Real Martellago che prova a prendere campo, prova ad alzare il baricentro, Zottino, bella questa verticalizzazione ancora, Zottino, è sbagliato il rinvio da parte del difensore del Nervesa della Battaglia e c'è un tiro dello stesso Zottino. Vi dicevo che Zottino è sicuramente intorno al 20° minuto di gioco ancora uno dei più attivi del Real Martellago, ottimo il suo tiro, la palla però termina alta sopra la traversa, quindi nulla da fare e nessun problema per Mion che la controlla, la mette a terra e poi il rinvio oltre la metà campo, Rai Luna indietro, anzi era Mason che va sulla Marcon dalla parte opposta, Anselmi che mette dentro questa palla, bella, applausi anche da parte di Mason perché palla filtrante dentro, molto molto bella di Anselmi, leggermente lunga per il tentativo di raggiungerla da parte di Mason, palla che termina sul fondo e allora il capitano del Real Martellago può aspettare la posizione dei suoi e il rinvio oltre la metà campo, ancora il colpo di testa da parte di Fracaro che aveva bloccato tutto, non questa verticalizzazione in avanti, forse c'era un fallo adesso del Real Martellago, il colpo sulla schiena dato al giocatore del Nervesa, l'arbitro preferisce lasciare andare e allora Biasi Manolache che piano piano porta sulla squadra, la appoggia poi in linea centrale, ancora oltre la metà campo adesso con questo Rai Luna che viene a prendere
riprendersi palla, scaraventa in avanti e poi per Marcon che la mette dentro dalla parte opposta, ma è brutto il suo traversone, molto brutto, palla che finisce direttamente fuori dalla parte opposta e nulla può per cercare di fare qualcosa sulla fascia destra del campo il suo compagno. E allora ancora il Real Martellago che va un po' vedete anche in questo caso palla buttata fuori in malo modo da parte del capitano del Real, Niero, che poi si arrabbia con i suoi, si arrabbia con l'esterno alto di sinistra perché non era lì. Certo è che il suo traversone non era dei più precisi. Vi dicevo, ha delle fiammate il Real Martellago. Buona questa azione di Scantamburlo che ha tentato il colpo di tacco, lui ci è riuscito, poi ha tentato un colpo di tacco anche dalla parte opposta a Favero, non ci è riuscito, è rimasto a terra. L'arbitro ha visto qualcosa, vediamo che cosa, se consegnerà palla al Real Martellago oppure no, mi pare di no, quindi è una rimessa in gioco naturale, normale, oppure una punizione per il Nervesa della Battaglia, vediamo. Non c'è l'ausilio nemmeno dei sanitari da parte del Real Martellago, in effetti l'arbitro scodella, sì, scodella palla, però insomma mi pare che poi il Nervesa, vediamo, palla scodellata da parte del signor Poli della sezione AIA di Verona, c'è un po' di confusione e allora Scantamburlo dice te la do io, non ci sono problemi. Scantamburlo indietro per il portiere Mion, può ripartire il Nervesa dalla Battaglia ancora con Anselmi che alza la testa, apre le braccia, non vede nessuno, anzi era Franchetto che non vedeva nessuno, poi trova Ray Luna che cerca di andarsene ancora pescando e cercando di andarsene al suo diretto avversario Niero, non ci riesce in prima battuta, poi viene in avanti Anselmi, una buona azione, però la palla termina lì, gravita su un paio di metri sulla fascia e la palla termina fuori. Con le mani il Nervesa mette in avanti per Cibin, deve andarsene uno contro uno, deve girarsi soprattutto Cibin, adesso chiama ancora Anselmi sul fondo, la mette dentro, buona, ed è il tentativo, attenzione, colpo di mano, volevano sul tiro di Mason un colpo di mano da parte di un giocatore del Real Martellago che era andato a terra, forse c'era anche stato, però giudicarlo poi involontario o volontario a questo punto lasciamo all'arbitro, noi ci fidiamo. E allora il signor Poli della sezione AIA di Verona dice che si può riprendere, c'è un giocatore del Nervesa che sta parlando con l'arbitro, allarga le mani, dice vabbè hai deciso tu, tranquillo, non ci sono problemi. Era Mason che era andato al tiro in precedenza, qualcuno l'aveva toccata, certo è che insomma aveva messo il corpo tutto il giocatore del Real Martellago. Il colpo di testa di Marcon in avanti ancora cercando Ray Luna, attenzione, colpo di testa indietro da parte del capitano Niero che favorisce l'uscita di Fasolo che prende palla e poi la imposta ancora su Niero. La sua esperienza va per linee orizzontali, attenzione, questi giochi sono pericolosissimi. Niero giocano a due qui sulla linea orizzontale del campo prima di uscire lungo Scantamburlo seguito da Ton. Scantamburlo la tocca bene, bella l'imbucata da parte di Zottino, certamente come vi dicevo prima uno dei migliori dei suoi, aveva pescato ancora ottimamente Busetto che aveva fatto un bellissimo taglio, aveva tagliato il campo, brava anche la linea in diagonale da parte del Nervesa. Quindi palla che viene messa fuori, nessun problema, si riprende a giocare, rimessa in gioco con le mani da parte del Real che cerca e trova Petenà, sostiene i suoi, palla persa, riparte il Nervesa, vediamo, troppo lento, Mason si ferma lì, subisce fallo per fortuna sua e allora può ripartire il Nervesa con una palla da giocare da Anselmi, però bisognerebbe essere un tantino più veloci nella ripartenza da parte della formazione di casa se vuoi sorprendere questo Real che, come vi ho detto, va un po' a corrente alternata, cioè ha la facoltà di poter spingere per un 4-5 minuti, poi riprende fiato e lascia sfogare gli avversari, poi si rifà vedere. Con le mani Frassetto, la rimessa, la trova ancora, eccolo, cerca di girarsi, bloccato in mezzo a due giocatori del Nervesa della Battaglia, però è ancora Busetto che viene bloccato
con Carbonetti che si schianta contro un difensore, in questo caso era Cibin che agiva in azione difensiva per il Nervesa, si ferma lì, la palla è fermata per un fallo di Carbonetti. Ton alza la testa, guarda la posizione dei suoi, cerca il Ray Luna che cerca di girarsi con il suo solito movimento, non lo trova perché mette bene il corpo modulo, può ripartire il Real Martellago. In avanti ancora il colpo di testa di Leone, colpo che va, e qui ci stava forse la punizione, il fallo di Zottino, c'era forse tutto sul giocatore di casa. Viene in avanti ancora, gira Marcon, palla tra i piedi, Mason con qualche difficoltà, anzi era Cibin con qualche difficoltà a tenere palla, poi l'arbitro dice basta perché altrimenti devo cominciare ad estrarre i cartellini. Fino a questo momento non ha ammonito nessuno il signor Poli della sezione AIA di Verona, che sta tenendo la gara senza grandissimi problemi, non ci sono grandi problemi, non c'è grande intensità, anche non ci sono grandi falli, quindi può giocare in tranquillità, e anche l'ausilio dell'arbitro insomma è in maniera più tranquilla, più serena. Alla parte opposta prova a spingere ancora la formazione del Real Martellago, che viene dentro con Leone che subisce fallo. Sì, eccolo qua, stavo parlando di ammonizioni, e allora Biasi Manolache finisce sul taccuino dell'arbitro, ma ingenuo Biasi Manolache, perché l'azione Leone insomma l'aveva quasi conclusa, era andato sul fondo, bastava coprirlo con il corpo e accompagnarlo. Ton sta dicendo qualche cosa all'arbitro, ma c'è poco da dire. Biasi Manolache è un po' ingenuo in questo caso, si becca il primo cartellino e sulla palla arriva il solito Zottino alla battuta per questa punizione al 28° minuto di gioco del primo tempo, sul risultato fissato ancora sullo 0-0 tra le due compagini, che stanno dando vita ad una buona gara anche sotto il profilo della velocità del gioco. Insomma, si è visto qualcosa, e soprattutto adesso a centrocampo Scantamburlo e Ton stanno lottando forsennatamente, palla che però Zottino rende tutto facile, almeno per quanto riguarda Mion, che la fa sua con la presa. Attenzione a Ton che va a pescare Biasi Manolache, che adesso deve spingere, deve fare attenzione comunque anche al cartellino giallo preso. Ton alza la testa, 29° minuto di gioco, Ton per Niero, anzi Franchetto dalla parte opposta in verticale per il tentativo di Ray Luna, tentativo andato a vuoto perché lui era un attimino a centrocampo, davanti non aveva più nessuno perché tutti sulla linea mediana del campo, sia Cibin che Mason, e quindi nessuno in grado. Scappa un po' di nervosismo con il solito Pettenà in mezzo al gruppo che si fa notare, ma è un po' il gioco, è un po' la caratteristica di Pettenà, insomma è uno che non molla mai, è uno che non vuole perdere mai, e quindi ci sta, insomma. Ecco che viene chiamato dall'arbitro che lo vuole vicino perché gli deve parlare, lo ammonisce verbalmente soltanto, la prossima sicuramente finirà sul suo taccuino. Batte Marcon per il Nervesa, la partita può riprendere intorno al 30° minuto di gioco, che scocca adesso. Marcon alza il braccio nel chiamare lo schema, la mette dentro, il colpo di testa, l'arbitro blocca tutto però perché ha visto il fallo in attacco da parte del Nervesa, e allora si riprenderà con una rimessa e una punizione da parte del capitano Niero del Real, che attende la posizione dei suoi. C'è Pettenà che proprio dice, fa segno ampio a Niero di gettare in avanti, e allora Niero invece non lo ascolta per niente, va su modulo, rischia parecchio. Pettenà viene a dare in aiuto, ancora Niero, e allora sì, adesso verticalizza, ma c'è il colpo di testa ben piazzato di Franchetto che blocca tutto. In avanti blocca ancora il tentativo di venire a spingere da parte di Marcon, bloccata
bloccata lì l'azione, anche in questo caso Zottino anticipato, e allora ci prova a ripartire il Nervesa con Sciancalepore che mette dentro questa palla. Attenzione, il tentativo di Cibin di deviazione viene bloccato da un difensore del Real Martellago che fa salvare la sua retroguardia e torna a ripartire il Real pian pianino con questo colpo di tacco un po' velleitario per cercare di dare velocità alla sua fascia destra di campo, non riuscito, e allora può ripartire ancora il Nervesa che aspetta, non lancia subito, aspetta di aprire le maglie del Real. Guarda, alza la testa, c'è Biasi Manolà che è sotto la tribuna, che viene a prendersi palla, anche lui dà un'occhiata alla posizione dei suoi compagni. C'è Marcon che verticalizza, bravo Cibin a venirsela a prendere questa palla perché era netto l'anticipo di Frassetto, ma lui è stato bravo con il corpo a prenderla. Ancora Cibin con le mani, la lascia per Anselmi. È una rimessa in gioco da parte di Anselmi, 32esimo minuto di gioco, in avanti la formazione del Nervesa, riesce in qualche modo a metterla dentro, poi la palla viene gettata in fallo laterale da un difensore della compagine ospite. Si riprenderà a giocare con una rimessa con le mani da parte di Anselmi, che cerca e trova Mason, il colpo di tacco cercando di imbucare Fracaro, non riuscito. Può ripartire però il Nervesa ancora con... deve andare indietro però, bravo Marcon per il tentativo di Anselmi che si ferma sull'ultimo metro prima del calcio d'angolo, torna indietro, si salva il Real. Con le mani Anselmi fa viaggiare il suo compagno di squadra e Cibin cerca di girarsi ma non gli lascia spazio, allora Anselmi la mette dentro, il colpo di testa della difesa del Real Martellago. Adesso è un assedio Nervesa. Ton la tocca piano, deve velocizzare, arriva Franchetto che in qualche maniera riesce a mettere dalla parte opposta, poi sbaglia tutto in azione difensiva al Leone, palla che termina in fallo laterale per il Nervesa che con Biasi Manolà che prova a spingere ancora, sta assediando da un paio di minuti la retroguardia del Nervesa. È bella il tentativo di cross da parte di Biasi Manolà che nulla da fare, in mezzo lascia correre su questo aggancio di Fracaro, poi ancora Fracaro con l'aiuto di Cibin si schianta su un suo diretto avversario, lotta dura tra Ton e Scantamburlo. L'arbitro è uno che lascia giocare, effettivamente all'inglese, perché i due avevamo subito detto che il duello sarebbe stato tra Ton e Scantamburlo, di quelli piuttosto duri, piuttosto tosti, e in effetti è così. Adesso c'è il fallo, però adesso l'arbitro ha lasciato correre questo brutto fallo, tra l'altro anche a gamba un pochino tesa, avrebbe potuto veramente farsi male. L'arbitro ha lasciato questo modo di giocare, chiamando pochi falli, lasciando giocare, è un gioco maschio come si suol dire, però qui hanno rischiato anche di farsi male i giocatori su questo fallo del Martellago. Biasi Manolà che è indietro per Ton che va dalla parte opposta cercando Frassetto ancora chiamato da Marcon. Frassetto la mette lunga, viene a prendersela bene questa palla, ancora la porta avanti Cibin che gira altrettanto bene su Anselmi che deve spingere sulla fascia destra del campo, ancora un dribbling, la mette dentro, il colpo di testa arriva prima di tutti naturalmente ancora per quanto riguarda il Real Martellago, con Sciancalepore che cerca di girarsi, riceve palla ancora Sciancalepore con la palla che cerca di andare ancora a mettere dentro, Busetto la ferma tutta e allora si può ripartire con il Real Martellago che non riesce però a ripartire oltre la metà campo. Albino Piovesan dovrà rivedere qualche cosina perché buona in alcuni frangenti, in alcuni scambi l'azione del Real Martellago. Poi adesso da circa un 5-10 minuti il Nervesa della Battaglia ha alzato il suo baricentro ed
ed è riuscito naturalmente ad impensierire la formazione del Real con una pressione piuttosto costante per quanto riguarda questo primo tempo, e vediamo proprio Albino Piovesan davanti alla sua panchina che ha richiamato alcuni dei suoi giocatori per un tentativo di maggiore attenzione nel provare a giocare questa gara, questo primo tempo. E allora viene in avanti ancora la formazione del Real Martellago, che butta dentro per Zottino, uno dei migliori in questo momento. 36esimo minuto di gioco, ancora il Real Martellago che cerca di metterla dentro, non ci riesce perché il Nervesa blocca tutto. Può ripartire ancora una volta con Fraccaro bloccato sulla linea mediana del campo, l'arbitro lascia correre, ormai abbiamo capito che alcuni falli questo arbitro proprio non li fischierà mai. E allora in avanti sempre il Real Martellago, che adesso ha spostato ancora una volta in avanti il suo baricentro, prova a manovrare, ce la fa con Zottino ancora per il suo diretto avversario che lo blocca. La palla viene messa fuori da Anselmi in fallo laterale. Sì, c'è al 37esimo minuto di gioco ancora la rimessa in gioco da parte del Real Martellago con Carbonetti che cerca di girarsi, la mette dentro, bene per il tentativo di Zottino ancora di toccarlo, di cercare di arrivarci su questa palla. Pollice alto di Zottino verso Carbonetti, ma la palla però termina sul fondo ed è preda di Mion, che con tutta calma, un po' gli dà fastidio un po' il sole, il rinvio oltre la metà campo. Ray Luna cerca di spizzarla, forse ci riesce anche su Cibin che serve indietro per Anselmi, palla persa, riparte il Real Martellago ancora in avanti con Busetto, la palla offerta lì in mezzo è terra di nessuno, però attenzione perché non interviene nessuno, né Biasi Manolache né Ton e né tantomeno Mion, ma a parte il fatto che Mion lì era un pochino troppo alto per poter intervenire, il guaio l'hanno fatto Biasi Manolache e Ton. Palla ancora con il Real Martellago che prova a manovrare, la palla non arriva più nello scambio al Leone, può ripartire la formazione di casa, ancora bene con Mason che serve Fraccaro che non trova nessuno davanti, allora deve fermarsi. Ray Luna viene a prendersi la palla, cerca di girarsi, non ce la fa, l'arbitro controlla anche il cronometro con Fraccaro, si gira ancora, lenta questa azione del Nervesa che adesso fa arrivare palla finalmente dalla parte di Sciancalepore, punta l'uomo, 1 contro 1, Biasi Manolache la mette dentro ed è buono il tentativo ancora su questo su questa possibilità di girata al 38esimo minuto di gioco. Biasi Manolache mette al centro questa palla e il numero 10 Mason la gira lentamente e senza problemi verso il portiere. Nulla di fatto con un paio di occasioni. Attenzione al Martellago che arriva dentro una fucilata di questo giocatore che ha scartato sulla fascia Anselmi, si è presentato, era Frassetto è andato al tiro violentissimo dalla nostra postazione, può essere volato veramente o poco distante dal palo di Mion oppure tantissimo lontano, perché non riusciamo a capire quale sia stata l'intenzione vera e propria di Frassetto, che avrebbe potuto forse mettere al centro con più calma, con più tranquillità per qualche suo compagno di squadra. Ha provato il tiro, ne è uscito un missile terra-aria veramente che è andato dalla parte opposta, controllato soltanto con lo sguardo da parte dell'attento Mion. Con le mani il Real Martellago ancora su Scantamburlo, che si trova a dover lottare con Franchetto e Ton, coppia centrale piuttosto ostica, piuttosto dura. Ecco Scantamburlo contro Franchetto, non passa, si riprende con una rimessa in gioco con le mani da parte di Busetto, che poi lascia al compagno di squadra Frassetto con le mani, tocca a lui
cercare di far viaggiare la squadra, tutto bloccato, in avanti ancora. Esce bene il Nervesa che riconquista palla, prova a ripartire Mason, ce la fa, si ferma davanti alla panchina proprio di Baldi, palla che termina fuori. E la palla è persa da parte del Nervesa, si arrabbia Mason, si arrabbia anche Baldi, ma il guardialine che è lì vicino pensiamo possa aver visto meglio di noi sicuramente. Palla che viene data al Real con le mani per una rimessa in gioco. Scantamburlo cerca di girarsi, controlla bene, indietro la palla per il suo compagno Frassetto che va sul fondo. Subisce il fallo? No, l'arbitro questi falli proprio non li bada, non lo ha fatto capire subito, insomma avrebbe ammesso e ha fatto capire che determinati falli, determinate prese di posizione non le avrebbe accettate e ha lasciato giocare le due formazioni e quindi questo è il suo cliché odierno. Devono farne i conti i giocatori naturalmente e cominciare a imparare anche il modo di arbitrare di un arbitro. In avanti ancora il Nervesa, bene con Sciancalepore che taglia tutto il campo in linea orizzontale e poi quando prova la verticalizzazione su Mason non riesce, riparte il Real Martellago in difficoltà. Adesso sì, l'arbitro dà il fallo per il fallo di Marcon con le mani, palla bloccata, può giocare Pettenà, ancora Pettenà che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, palla che scivola via, Zottino non la fa sua. Biasi che in mezzo al campo cercando Fraccaro che va dalle parti di Cibin si gira, punta l'uomo e punta il Real, tutto dalla parte opposta con Sciancalepore, 1 contro 1, mette in centro Sciancalepore, attenzione, il tentativo poteva essere un attimino più veloce da parte di Fraccaro, poi l'appoggio ancora sulla fascia destra del campo e un tentativo di metterla dentro finita veramente male, più veloci qui sulla linea orizzontale, soprattutto con Fraccaro che avrebbe potuto e voluto anche un'altra soluzione in questo frangente. Sarebbe stato sicuramente meglio per il Nervesa. Rinvio della compagine ospite oltre la metà campo, la solita lotta tra Ton e Scantamburlo, questa volta c'era meglio Ton in avanti la formazione del Nervesa. Questo è un brutto fallo di Sciancalepore. È un brutto fallo di Sciancalepore che finisce sul taccuino giallo, però è un fallo di frustrazione di Sciancalepore che ha perso un po' la testa perché aveva perso la palla, forse aveva anche subito fallo, capendo che l'arbitro non avrebbe fischiato, se l'è presa con il giocatore avversario e l'ha atterrato in malo modo. Gli è andata anche bene perché è stato molto molto brutto questo fallo di Sciancalepore. Deve stare attento perché questo è l'arbitro e lo ha fatto capire lasciando giocare, lasciando questo gioco, chiamiamola all'inglese, con molti falli che per noi magari sono falli e per lui no, lo ha lasciati giocare, li ha lasciati fare, quindi questo però è stato un brutto fallo di Sciancalepore, è andata bene. Ton ha provato a perorare la causa del suo compagno, ma insomma tanto quando finisci sul taccuino sei lì e non puoi farci più nulla. Arriva il sanitario del Real Martellago, adesso deve uscire il giocatore del Real Martellago, attenzione perché non è uscito. In caso di ammonizione, bravo, hai ragione, è vero, in caso di ammonizione non serve che esca. Adesso l'arbitro va dalla parte opposta perché il guardialinee ha segnalato qualche cosa. Il guardialinee ha segnalato qualche cosa e allora si riprenderà a giocare con la palla che ritorna qui ancora sotto la postazione della tribuna, con Pettenà che è ancora dolorante, può riprendere comunque, fatto cenno di sì, anche se va a scaldarsi un uomo. No, si va a sedere un giocatore. 2 minuti di recupero intanto per il primo tempo, si giocherà fino al 47esimo.
Gioca ancora il Nervesa, partita che non si sblocca, 0-0 il risultato, attenzione, Biasimano là, che confusione, palla persa qui, attenzione perché Zottino è uno che non scherza, poi la palla ancora, Zottino, è un po' lenta la ripartenza del Real Martellago, anche in questo caso bisogna andare dall'altra parte adesso con Favero che chiama a sostegno Leone, bloccato, poi riparte ancora Favero, Petenà in mezzo al campo e lì la sua posizione, poi Petenà cercava di imbucare per la fascia, non c'era nessuno e allora Petenà ancora ci riprova adesso con Favero che viene a riprendersela, Petenà in centro, deve girare da questa parte, si ostina a giocare in centro, ma attenzione a Scantamburlo che entra in area, attenzione a questo uomo perché è pericolosissimo, non lo puoi lasciare girare così, Scantamburlo è uno che ti castiga quando gli dai qualche metro e quindi qui se l'era presi molto molto bene e allora Scantamburlo guadagna un calcio d'angolo al 46esimo minuto di gioco. Scantamburlo, la battuta insidiosa, l'arbitro dice che può bastare su questo calcio d'angolo, era il secondo del Real Martellago e allora situazione di parità 0-0 tra Nervesa e Real Martellago, partita viva, partita interessante, tutto da vedere anche nel secondo tempo. Linea alla regia. Squadra in campo qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia con Nervesa e Real Martellago che sono fermi sullo 0-0 dopo 45 minuti di gioco, 47 per l'esattezza, per l'esattezza 2 di recupero, squadre già in campo. E allora siamo pronti a dare il via anche con il nostro cronometro alla gara che è stata una gara con qualche tentativo di andare in gol da parte soprattutto del Nervesa della Battaglia che poi ha avuto la reazione da parte del Real Martellago, un Real che non bisogna lasciar tranquillo perché poi quando può mettersi in moto, quando può giocare con tranquillità e con i suoi effettivi si rende anche piuttosto pericoloso, quindi da prendere sempre con le molle questa squadra di Albino Piovesan. In avanti Ray Luna che cerca di controllare palla, non ci riesce, partita iniziata da nemmeno un giro di orologio e allora può ricontrollare, può ripartire la formazione di Albino Piovesan, il Real che cerca di giocarlo con Petenà che deve tornare indietro, attenzione a questa palla persa, arriva il capitano del Real Martellago Niero che la dà indietro a Fasolo, il lungo rinvio sul pressing alto di Ray Luna, palla arriva dalle parti di Ton che la scodella in avanti cercando e trovando Ray Luna ancora per l'appoggio su Fracaro, indietro tutto per il tentativo di venire in avanti da parte di Cibin che si gira bene sulla fascia destra del campo per Anselmi, ancora Cibin che va a prendersela, la mette dentro bene ed il colpo di testa di Ray Luna che va veramente fuori di un soffio, splendida azione da parte del Nervesa con Cibin che l'ha messa dentro per Ray Luna e la palla che tocca terra prima di passare sopra la traversa, occasionissima per il Nervesa della Battaglia al primo minuto di gioco per la possibilità di portarsi in vantaggio, veramente una grandissima occasione, grande paura per Fasolo e compagni che nulla hanno potuto su questa ottima azione sviluppata sulla fascia destra del campo con Anselmi, poi Cibin e il cross per Ray Luna e il colpo di testa che ha toccato terra prima di sorvolare sopra la traversa, per l'appunto difesa da Fasolo. Riparte il Nervesa ancora che ha preso confidenza e ha preso fiducia su questa occasionissima, sventaglia molto bene dalla parte di Sciancalepore che però non riesce a mettere a terra questo pallone, non riesce a stopparlo, palla che termina ancora tra le fauci del Real Martellago con Petenà che ha provato subito a verticalizzare su Scantamburlo, ha anticipato e terminata proprio l'azione
ma adesso di sostegno arriva Busetto sulla fascia sinistra del campo. Busetto ancora che prova e trova Carbonetti che alza la testa in mezzo all'area, poi ancora vede Petenà indietro, che allora va sulla parte destra del campo con Leone che trova Zottino che cerca di andarsene ancora, e Busetto che la mette dentro. Attenzione, perché si era girata molto bene Scantamburlo, vorrebbero un tocco con le mani da parte del numero 7 Busetto, che si è girato, è andato al tiro, e Busetto stava protestando con l'arbitro perché secondo lui aveva toccato, e probabilmente magari avrà anche toccato, il corpo ed un braccio di Anselmi, che però era davanti a lui, e tra l'altro si era anche girato nel tentativo di opporsi al tiro al volo di Busetto. Nulla da fare per quanto concerne il tentativo, subito botta e risposta però da parte tra le due squadre, tra Nervesa e il Real Martellago. Buona l'azione di Cibin, che è sfortunato perché la palla gli resta sotto, non riesce ad andarsene, adesso invece si è intestardito a voler portare la palla, viene in avanti la palla forse con fallo, no, l'arbitro non è di questo avviso, e allora Mion, attenzione, palla che se la porta sul sinistro, il sventagliata a trovare Mason, può ripartire Cibin è il fallo, c'è il fallo di Favero, deve stare fermo Cibin, deve stare attento a questi falli di reazione, ammonito Favero. Intanto tra le file del Real Martellago stava andandosene Cibin, che ha avuto uno scatto, ha avuto un fallo di reazione, poi si è accorto di quello che stava facendo, ha lasciato andare ed ha guadagnato la punizione, ha guadagnato il fallo. Il pallone è messo a terra da Marcon, che proverà a sventagliarlo dalla parte opposta del campo, dove in attesa ci sono un po' tutti, Sciancalepore, Fraccaro, Luna, Mason, sono tutti là, vediamo, alza il braccio per chiamare lo schema, tutto solo Franchetto che gira la palla, tra l'altro anche in posizione regolare, perché l'arbitro e il guardialine non segnalano nulla, quindi occasionissima ancora una volta per Franchetto, che aveva la possibilità intorno al terzo minuto di gioco di colpire. Franchetto, colpo di testa che termina a lato senza ferire, e quindi peccato, occasionissima ancora una volta da parte del Nervesa, che non riesce a sfruttare queste occasioni, deve stare attento. Adesso ci sono due uomini a terra proprio all'altezza del centro campo. Ci sono Cibin per il Nervesa a terra, che ha subito un colpo, ma un pochino più grave mi pare il colpo subito dal giocatore del Real Martellago. Serve l'intervento del massaggiatore, che arriva adesso a porre speriamo la spugna benefica per il giocatore, che speriamo si possa alzare al più presto. Nulla di grave per lui, un colpo alla schiena mi pare. Vediamo il massaggio che viene praticato dal massaggiatore. Ci auguriamo che al più presto si possa alzare e quindi riprendere a giocare, con una rimessa in gioco da parte del Nervesa, che al 6° minuto di gioco ha provato in 2 occasioni a colpire a freddo, diciamo così, appena rientrati dagli spogliatoi il Real Martellago. Real che ha provato a ripetersi e a reagire in un'occasione, poi però ha faticato a trovare, e sta faticando a trovare la marcatura giusta e l'assetto giusto in questo caso. Un Nervesa che è partito decisamente meglio in questo frangente e in questo secondo tempo. Era a terra Petenà, se rimane lui a terra, insomma lui che è un duro, diciamo che il colpo, possiamo testimoniare che il colpo l'abbia ricevuto e anche sentito. Esce con l'ausilio del massaggiatore, tra poco rientrerà perché sta uscendo con le proprie gambe. Vedo che c'ha qualche difficoltà forse sul braccio destro, perché non lo sta muovendo. Vediamo se è un colpo alla schiena, sì, alla spalla, e in effetti avevo visto giusto qualche colpetto, però insomma mi pare che Petenà possa già rientrare in campo quando l'arbitro darà l'ok. Ecco, può rientrare in campo Petenà.
subito la ripartenza del Real Martellago dopo questo incidente. Ancora Petenà che si sta toccando la parte dolorante, sventaglia qui ancora sulla fascia destra del campo, nulla da fare, può ripartire il Nervesa con Mason in mezzo a due uomini, guadagna, l'unica cosa che poteva fare, guadagnare un fallo laterale, ci riesce perfettamente. Allora arriva Anselmi a dare sostegno ai suoi, Anselmi con le mani per Mason, indietro tutto, sbagliato completamente, c'è Scantamburlo, attenzione, Scantamburlo che offre bene palla, ancora in avanti Busetto che va sulla fascia sinistra del campo, può tentare tenere la palla, la lascia andare perché l'ha toccata un giocatore, Busetto l'ha anche lasciata andare perché pensava che l'avesse toccata Anselmi, invece l'arbitro dice che l'ha toccata lui nel rimbalzo e allora rimessa in gioco per la formazione di casa. È un dolorante Anselmi, anche lui, un colpo alla caviglia in questo frangente, colpo di testa in uscita, in azione difensiva, prova a ripartire ma non riesce, blocca tutto, per palloni persi tra l'altro la formazione di casa. Attenzione a Scantamburlo, ancora dalla parte opposta, ha cercato il tentativo, ancora uno sbaglio qui della linea difensiva del Nervesa, la battaglia con Franchetto che si era lasciato superare un po' ingenuamente da Scantamburlo. Aveva messo il corpo, aveva usato le mani, però Scantamburlo è così, un centravanti che fa pesare la sua posizione, classe 99, però già molto esperto, già molto smaliziato, insomma in alcune occasioni, in alcune azioni lo abbiamo visto lottare a pari armi con Ton, che è un veterano della difesa e della zona centrale del campo, quella più difficoltosa da presidiare. Ancora il Nervesa in avanti con Mason, si muove bene, adesso la dà per Anselmi, altrettanto bene, Anselmi la deve mettere dentro e il traversone è bello, con un tentativo che se riesce viene giù lo stadio. Sciancalepore in rovesciata al volo, palla che termina abbondantemente a lato. Certo è che è stato un bellissimo gesto tecnico di Sciancalepore, peccato per lui, non riuscito. Un Sciancalepore classe 97 si è fatto ammonire prima per un fallo di frustrazione, deve stare un pochino attento, però insomma può dare molto di più a questo Nervesa che l'ha portato a casa, l'ha acquistato, diciamo, l'ha accasato in questa annata, e quindi da lui ci si aspetta parecchio. Dalla parte opposta, dalla parte sinistra del campo, spinge ancora il Nervesa con questa rimessa stranissima che l'arbitro lascia andare indietro, questa palla che arriva sui piedi di Fasolo che velocemente la fa viaggiare. Ton che perde il contrasto con Scantamburlo, mentre in mezzo all'area cercava di avere la meglio Marcon in palleggio aereo, non riuscito. Scantamburlo la riprende la palla, la tiene bene, la dà indietro ancora per Petenà per Carbonetti che ha difficoltà a girarsi, allora sceglie la fascia destra del campo, punta l'uomo, fascia destra del campo ancora, giù fino in fondo, vediamo, deve metterla dentro altrimenti si perde un po' l'occasione. In effetti è così, nulla da fare, ma ancora attenzione alla ripartenza lenta del Nervesa, non riesce. Mason deve prenderla, darla indietro e sperare che qualcuno poi la prenda lì davanti. Tale Ray Luna ha difficoltà con la guardia montata da Modolo che gli dà qualche fastidio. Palla in fallo laterale, può uscire il Nervesa cercando di manovrare, cercando di riportarsi in avanti. È una partita che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, soprattutto per quanto riguarda la formazione di casa, che ha avuto due grossissime occasioni nel primo tempo. Esce bene Mion, palla tra le mani, può far viaggiare Franchetto, il centrale difensivo verticalizza subito per Sciancalepore che la fa correre molto bene, poi non riesce a passare il suo diretto avversario. Sciancalepore per il numero 2 Anselmi, palla bassa, troppo bassa, la palla non arriva in mezzo all'area, allora Sciancalepore che va ancora a riprendersela per Mason, la mette a terra, cerca di girarsi, nulla da fare, ma l'arbitro giustamente ha visto un fallo da parte del capitano Niero, un tocchetto sulla caviglia aveva fatto perdere il controllo della palla a Mason, e allora giustamente c'è la punizione per la formazione di casa. È lo stesso Mason che non intende cederla a nessuno questa palla, la mette lì,
vicino a lui c'è anche Cibin, ma pensiamo sia proprio Mason stesso a batterla, sì, e in effetti Cibin va in mezzo all'area, o dovrebbe andare in mezzo all'area, dove c'è un groviglio di uomini. Si è portato avanti anche Ton, che ha un buon stacco di testa, indietro a controllare l'ultimo uomo Biasi Manola, che poi Anselmi, e poi ancora più avanti, leggermente fuori dall'area, Marcon. Vediamo questa palla messa dentro da Mason, il colpo di testa, mamma mia, occasionissima ancora per il Nervesa, con la punizione battuta da Mason. Il colpo di testa, se non erro, è stato di Fraccaro, in effetti, quindi Mason per Fraccaro. Colpo di testa che è volato sopra la traversa. Cambio per il Nervesa al 13° del secondo tempo, esce col numero 11 Cibin, entra col 20 Visentin. Allora fuori Cibin al 13° del secondo tempo, dentro Visentin, come avete sentito, e allora si gioca con il primo cambio effettuato dalla panchina del Nervesa. C'è ancora qualcosa, sta prestando, vediamo il massaggiatore che sta lavorando, diciamo così, su un colpo preso al volto da parte di un giocatore del Nervesa, che è ancora fuori dall'area, fuori dal campo per entrare, blocca tutto il Real Martellago, palla che termina fuori. È un buon momento questo per il Nervesa, deve cercare di concretizzarlo, perché ha avuto un paio di azioni, forse 3 intenzioni di scaraventare la palla alle spalle di Fasolo. Per diversi motivi non è andata nel verso giusto, e allora ancora in avanti la formazione di casa con la palla sul centravanti Rai Luna, bloccato da un raddoppio di marcatura da parte del Real Martellago, che esce sulla fascia destra del campo cercando poi l'impostazione, la trova, c'è un fallo di mano, mi pare chiamato dall'arbitro, può rientrare il giocatore che era rimasto fuori a farsi curare, era Fraccaro. Attenzione a Scantamburlo che colpisce di testa, poi è bravo Ton a rinviarla lunga oltre la metà campo, palla che arriva, poi si ferma, si gioca ancora con Petenà che la fa sua in mezzo al campo. Scantamburlo ancora viene in avanti la formazione di casa con Mason, che non riesce da terra a riprenderla. Questi falli questo arbitro non li fischia ancora, se non si è capito. Adesso invece blocca tutto e fa giocare una punizione per quanto concerne gli ospiti, il Real Martellago, con Capitan Niero che sventaglia sulla fascia, il colpo di testa che permette ancora una volta a Frassetto di cercare di venire in avanti, bloccato ottimamente da Sciancalepore, che viene in avanti, voleva palla sulla corsa, non gliela dà invece Fraccaro, che va dalla parte opposta rallentando ulteriormente. Sciancalepore forse aveva ragione, adesso cercano di pescarlo, ma la palla è preda di Mason, poi blocca tutto ancora una volta il Real, viene in avanti Anselmi, ecco la palla finalmente a Sciancalepore che la voleva, poi la spreca in malo modo, allora nulla da fare, si può ripartire con Frassetto per il Real Martellago. Attenzione a Scantamburlo in mezzo all'area da solo, in mezzo alla coppia centrale, aveva preso il tempo ai due, aveva preso il tempo a Franchetto e Ton, è andata bene, sventagliata lunga ancora sulla fascia, la mette a terra ottimamente Busetto, punta l'uomo, attenzione Anselmi, e c'è il tiro di Busetto, che ha veramente messo paura a Mion. È stato bravo lo stesso Mion al 16° minuto di gioco. Busetto, troppo facile però andare via ad Anselmi in questa maniera, va al tiro e costringe alla parata il portiere Mion del Nervesa, che salva la propria porta, salva il risultato. Eccolo Mion che esce, va a far la sua la sfera e può ripartire, può riposizionarla, deve metterla a terra però questa palla. Vediamola dalla parte opposta, ancora cercando Franchetto, che adesso porta lui in avanti. Franchetto per Sciancalepore,
Anselmi, subito immediata, era buona la verticalizzazione, però nulla da fare. Un po' di fortuna, il Real Martellago la tiene lì, poi è bravo Sciancalepore a ritornare e sta giocando bene, decisamente meglio nel secondo tempo. Questa finezza di Mason forse non ci voleva, poteva stopparla tranquillamente invece di andare a complicarsi la vita. Palla persa e tra l'altro anche fallo. Con Petena a terra l'arbitro lo invita ad alzarsi. Come dicevo in precedenza, abbiamo capito che l'arbitro ammette determinati scontri e quindi non li fischierà mai, come non li ha fischiati per tutta la partita, per tutta la gara. In avanti Frassetto, ancora in mezzo all'area vanno per le terre sia Scantamburlo che il suo diretto avversario. L'arbitro dice di aver visto, tranquilli, dice giocate pure che non ci sono problemi. Anselmi con le mani, Rei Luna che gira bene per Mason dall'altra parte, adesso sulla corsa, troppo tardi, adesso arriva la palla ancora sulla fascia sinistra del campo, entra dentro bene Mason, il tentativo ma viene girato, forse toccato, no, non deviato da nessuno, è proprio un tentativo di Mason che è andato al tiro in velocità su questa buona azione da parte di Biasi Manolacche condotta sulla fascia. Mason ha cercato di andare al tiro, secondo me dalla nostra postazione forse c'era stata anche una deviazione, così non è stato e allora si può continuare a giocare con un rinvio dal fondo campo da parte del libero, da parte del capitano Niero per il Real Martellago. Oltre la metà campo, la spizzata di testa ancora, attenzione a Ton che arriva in condizione di dare indietro a Mion l'azione difensiva, che conclude, poi può ripartire ancora in mezzo al campo, perde palla il Real Martellago e allora Anselmi va dalla parte opposta, va a pescare il numero 10 Mason ancora che spinge ancora la formazione Visentin viene dentro, va per le terre ma l'arbitro lo ammonisce perché è fallo di si è inventato questa caduta a terra e quindi ammonizione per Visentin, reo di aver inventato questo fallo, quindi simulazione per lui, ammonizione e allora può giocare, non c'è nessun cambio da seguire. Palla ancora sulla fascia che cerca di andare ancora a pescare Scantamburlo, colpo di testa da parte di Ton, nulla da fare, può ripartire ancora Franchetto che alza la testa, trova in mezzo al campo Fraccaro che allora sceglie di andare sulle fasce, Visentin lo sventaglia subito, Visentin cercando Luna, non pescato e allora può ripartire Real Martellago. Una partita aperta nonostante tutto da ambo le parti, anche se più occasioni le ha avute sicuramente il Nervese della Battaglia, grosse occasioni tra l'altro per potersi portare meritatamente in vantaggio. Attenzione a questo taglio di Carbonetti che voleva pescare sulla fascia destra del campo il suo compagno che era asceso, non c'è riuscito, palla che sorvola alta anche sopra la traversa, abbondantemente al di fuori della portata di Mion che con le mani, anzi con i piedi adesso va al rinvio. Franchetto alza lo sguardo, guarda la posizione dei suoi, non trova nessuno e si fa buggerare da Scantamburlo che era in agguato. Attenzione a Ton che deve chiudere la diagonale, lo fa attentamente chiudendo e spazzando palla come ai bei tempi in tribuna, palla che arriva già, può essere giocata da Frassetto con le mani per il Real Martellago, ancora con il Real che cerca di girarsi, portarsi avanti. Busetto ancora, troppo facile per Busetto liberarsi di Anselmi, troppo facile, bisogna in qualche maniera arginare lì, non permettere di entrare a Busetto che ha provocato un paio di sconquassamenti anche in fase precedente, quindi bisogna stare molto molto attenti. Prova ad impostare Biasi Manolacche, si ferma sulla linea mediana del campo, in avanti Fraccaro che vede e trova Mason, alza la testa Mason, va su Sciancalepore, Anselmi per Sciancalepore, adesso bisogna metterla questa palla ma è troppo brutta, bassa, che non serve a nulla, la lascia andare Anselmi che sicuramente ha giocato meglio in fase propositiva. Bravo Sciancalepore, gli va bene questo fallo che mette dentro questa palla, ancora Visentin
Sciancalepore per Visentin ed è il tiro che esce di poco, 15. di poco fuori, di poco fuori dalla portata. E allora al 22esimo minuto di gioco, Cambio per il Real Martellago al 22esimo del secondo tempo, esce con il numero 8 Carbonetti, entra con il 15 Giubilato. e allora fuori al 22esimo del secondo tempo Carbonetti, dentro il numero 15 Giubilato. Il primo cambio, la risposta di Albino Piovesan a Baldi, che aveva sostituito in precedenza Cibin con Visentin. Risponde tirando fuori Carbonetti e dentro appunto Giubilato. Terzo calcio d'angolo, terzo dalla bandierina, stava per arrivare un giocatore del Nervesa, poi Scantamburlo la allunga, può ripartire il Real ma è lento in questa ripartenza e allora si è già posizionata il reparto difensivo della formazione di casa, guadagna il fallo anche sul tentativo di ripartenza da parte del Real Martellago, tutto sotto controllo con Anselmi che non batte lui la punizione, chiama l'ausilio e vuole l'ausilio di Marcon, ancora per Anselmi per Sciancalepore, per ancora Marcon, la mette dentro molto bene, palla fuori, controlla ancora il Nervesa, ancora ha spostato in avanti decisamente il suo baricentro, Visentin controlla palla, alza la testa, 1 contro 1, converge, va al centro, la palla gli viene ribattuta da Leone. Vuole ripartire, deve però portare indietro, adesso deve uscire il Real Martellago se vuole alzare un po' e tirarsi fuori dalla mischia, invece rimane un pochino troppo basso, ne approfitta Franchetto che spinge ancora su Anselmi, Sciancalepore chiama palla e la riceve, Sciancalepore ancora sulla fascia destra del campo, 1 contro 2 perché bravo Sciancalepore, colpo di testa per Anselmi, la deve mettere dentro ma è ancora un cross sbagliato, è un cross che non sortisce effetto, attenzione però perché la prende in qualche maniera, la prende Mason che spara alto sulla offerta di palla di Fracaro per Mason e la palla termina alta sopra la traversa e nulla da fare. I minuti scorrono, è il 24esimo minuto di gioco, ancora un'occasione per la formazione di casa e allora fuori. Mason entra con il 19 De Martin. Dentro De Martin con cui parlavamo prima della gara, qualche problemino fisico alla gamba per il giovane De Martin che però insomma si sente quando è in campo, soprattutto nel reparto offensivo del Nervesa. E allora vediamo cosa sortisce da questo cambio, da questa sostituzione. Baldi lo inserisce al 24esimo minuto del secondo tempo, cercando naturalmente di dare più spinta ancora alla proposta e alla voglia di portarsi in vantaggio della formazione di casa. Niero la fa correre lunga, precisa però per il giocatore del Real che va per le terre, vorrebbe fallo ma non è così. Anselmi con le mani, rimessa in gioco che favorisce però il Real Martellago, colpo di testa di Busetto che serve l'appena entrato Giubilato, ancora per Busetto con il numero 7, cerca di far giocare molto bene, bravo Petenà che ancora va su il nuovo entrato Giubilato che ha scodellato subito all'interno dell'area, c'è il fallo e c'è la munizione, adesso l'arbitro ha deciso rosso perché il secondo cartellino giallo per Favero e quindi c'è l'espulsione per Favero e adesso si complica la vita il Real Martellago perché già il buon momento del Nervesa e adesso dovrà giocare circa 20 minuti più eventuale recupero in inferiorità numerica. E in effetti Albino Piovesan si è messo prima le mani tra i capelli, che non ha, e non ce ne voglia Albino, e poi adesso si è seduto con la lista in mano cercando di studiare qualche contromossa perché qualcosa deve inventarsi adesso per uscire
quantomeno con un pari qui dal comunale Gipoviani, perché la situazione si è ulteriormente complicata. Già il Nervesa stava giostrando meglio in questo inizio di secondo tempo, adesso con un uomo in più potrà avere ancora più facilmente possibilità di qualche occasione da trasformare. Vedete come l'arbitro anche in questa occasione, dove avrebbe forse potuto anche fischiare, ha lasciato andare la palla per la formazione ospite con il rinvio di Niero oltre la metà campo. C'era il fallo, secondo me, anche adesso 2 volte di Scantamburlo. L'arbitro però questi falli proprio non li prende, e quindi li lascia andare, lascia giocare. Fa ragione lui, per carità, perché così non spezzi la partita, non hai difficoltà poi a trattenere, a tenere in mano la gara tra le due compagini. Quindi stiamo vedendo una partita maschia, una partita dove non si è tirato indietro nessuno. Palla che viene gettata fuori in fallo laterale, e adesso paradossalmente in inferiorità numerica il Martellago si è spostato più avanti e vai con il taccuino che si riempie ancora, mi pare, di un altro uomo, ed è Pettenà, se non erro. Pettenà che finisce sul taccuino dell'arbitro, ammonito, fallo per lui. Chiaro che adesso il Real Martellago deve cercare di bloccare le azioni del Nervesa lì sulla propria metà campo, altrimenti in inferiorità numerica rischia, e rischierebbe tanto. Franchetto, Anselmi alza la testa, guarda la posizione dei suoi, non c'è nessuno davanti, allora ritorna da Franchetto che va su Ton. Franchetto, passano la metà campo adesso, Anselmi, troppo lenti, Anselmi, l'imbucata per il Ray Luna che va a prendersi questa palla, commette fallo, sì, questa volta l'ha visto, ha commesso fallo, ha spostato il suo diretto avversario. Niero, con tutta la calma immaginabile e possibile, con la sua esperienza, classe 89, lascia lì la palla, guadagna tutto il tempo, la battuta, e poi la mette davanti per il solito Scantamburlo che la tiene. La manovra, Franchetto che commette fallo, l'arbitro questi falli, come dicevo prima, non li considera, li lascia andare, li lascia giocare. Attenzione a questa palla, il rinvio di Modolo che viene contratto da Mason. Palla che rimane lì, palla tra le mani di Fasolo che è pronto al rinvio, anche lui con tutta la calma immaginabile possibile oltre la metà campo. Il colpo di testa è ancora del Nervesa che blocca, però la perde con Pettenà che si è portato leggermente più avanti, offre palla al suo diretto compagno ma la perde, e allora spinge il Nervesa sulla fascia sinistra del campo. Viene Visentin dentro, attenzione, ha dato una buona spinta questo Visentin, la palla che rimane lì rimbalza sulla parte posteriore del corpo di un giocatore del Real Martellago, e c'è l'angolo, è il primo angolo per il Nervesa, è il primo angolo che arriva intorno al 25esimo minuto di gioco, 30esimo minuto di gioco, alla mezz'ora, il primo calcio d'angolo per il Nervesa della Battaglia che non sortisce alcun effetto, e la palla viene messa fuori dalla difesa del Real Martellago. Vi ricordo dal 24esimo in inferiorità numerica la formazione di Albino Piovesan, che dalla panchina sta dando ulteriori indicazioni per cercare di contrastare e di fermare appunto le iniziative del Nervesa, che cercava la sprint da solo ma non si va così, e allora nemmeno la ripartenza però del Martellago riesce, si ferma lì, e allora ancora Ton con Franchetto a spingere tutti. Attenzione, palla che stava per sfuggire a Fraccaro che si accorge in tempo, arriva Ton che va sulla fascia ancora cercando, trovando Marcon che sventaglia dalla parte di Anselmi, difficoltà per Anselmi, palla irraggiungibile nonostante il pollice alto di Anselmi verso il suo compagno di squadra, troppo buono, perché una palla così mai la puoi prendere in queste condizioni, e quindi troppo gentile in questo caso
colpo di testa ancora del Martellago che manovra, ferma tutto Anselmi, troppo stretti anche quelli del Nervesa. Sciancalepore cerca di uscirne, ne era uscito anche bene nell'1 contro 1, poi ha trovato l'uomo in seconda battuta che si chiama Niero, che ha spezzato il gioco. Cambio ancora nelle file del Nervesa della Battaglia, e allora esce il centravanti Luna. Sì, esce Luna. Cambio per il Nervesa al 31esimo del secondo tempo, esce con numero 9 Luna, entra con il 18 Concas. E allora esce poco dopo la mezz'ora, al 31esimo precisamente, il centravanti Luna, ed entra il numero 18 Concas, scorso anno al Vittorio Veneto, classe 97, giocatore dai piedi buoni, giocatore che può inventare qualche cosina. Ray Luna ha un po' giocato un po' sottotono rispetto alle sue potenzialità, alle sue capacità, oggi dando poco, vuoi anche la marcatura forse un pochino controllata e stretta della linea difensiva del Martellago. C'è sta di fatto che insomma si è visto in poche occasioni Ray Luna, anche, bisogna dirlo, poco servito. Rimessa in gioco con i piedi da parte di Fasolo, lunga oltre la metà campo, solita lotta tra Scantamburlo e Franchetto. Questa volta la peggio ce l'ha Franchetto, perché Scantamburlo si lascia andare, si era appoggiato sul corpo di Franchetto, quando non ha più sentito il corpo si è lasciato andare, classico per un centravanti, e anche questo è segno di una grande bravura e di una grande furbizia da parte di un 99 come Scantamburlo, che si sta distinguendo nei reparti avanzati, soprattutto in questo caso del Real Martellago. Il tempo naturalmente non fa difetto alla compagine del Martellago, che ha tutto da perdere. Attenzione, va per le terre, ma non c'è niente da dire, nonostante Niero si arrabbi con l'arbitro, ma nulla da fare. Adesso l'arbitro blocca lì la ripartenza del Nervesa su di un fallo in attacco fischiato appunto al Nervesa stesso. L'arbitro che guarda poi verso la linea avanzata del Real Martellago, con Niero che si è buttato in avanti in questo. Attenzione, Scantamburlo, non lo puoi far girare così, Ton, non lo puoi far girare così. Fortunatamente è andata bene, palla che è volata alta, e adesso c'è qualcosa da dire tra Franchetto e Niero. Ammonito Niero, fioccano i cartellini gialli che nel primo tempo erano stati tutti all'interno del taccuino del signor Poli della sezione AIA di Verona. Adesso ha visto che la situazione si è riscaldata un pochino e ha cominciato ad usarli questi cartellini. Pettenà, Niero, doppia ammonizione per Favaro ed espulsione, Biasi Manolacche e Sciancalepore per quanto riguarda, e in più Visentin per quanto riguarda il Nervesa della Battaglia. Quindi questi gli ammoniti che sono finiti sul taccuino del signor Poli di Verona. Con le mani il Nervesa, per cercare di sbloccare questa partita che sembra stregata, va per le terre con una capovolta dalla parte opposta del Martin. L'arbitro però non si impietosisce, lascia andare. Scantamburlo di testa, attenzione perché è pericolosissimo, brutto il rinvio di Biasi Manolacche, che in difficoltà adesso in uscita. Biasi Manolacche ancora cercando Visentin, che è entrato bene nel match, ha portato freschezza sulla fascia di sua competenza, provocando anche qualche problemino alla retroguardia del Martellago. In avanti la compagine di casa con le mani per il numero 18 Concas, che cerca di girarsi dalla palla indietro. C'è un fallo, attenzione, Concas che va a riprendere, anzi Visentin che va a riprendersi la palla indietro, deve giocarla con calma, non deve perdere la calma e la tranquillità. Il Nervesa della Battaglia non deve farsi portare nella confusione da parte del Real Martellago, che naturalmente sta
provando ad alzarsi ulteriormente per cercare di tenere più fuori possibile gli attaccanti del Nervesa. Certo è che se fai di questi sbagli e di queste sventagliate troppo alte, troppo forti, non vai da nessuna parte, da una parte all'altra. L'idea era buona, però devi dare anche la possibilità che siano fatte con una certa precisione queste azioni. Scantamburlo ci mette del suo, riesce a prendere palla, torna indietro, attenzione, il Real che si stringe, viene a buttare in avanti questa palla più lontana possibile dalla propria retroguardia. Visentin la stoppa bene, in avanti ancora De Martin che cerca di girarsi, non la vede, non la trova, palla persa, si innervosisce anche De Martin, non deve farlo. Niero sulla fascia, bravo in anticipo, molto bene, esce bene Biasi Manolake, palla che viene poi controllata da un giocatore del Real Martellago che viene atterrato da Concas per evitare la ripartenza. L'arbitro lo salva, non estrae il cartellino questa volta, ha capito che era un fallo innocuo, diciamo così, ha tentato soltanto di bloccare la ripartenza e quindi c'è anche riuscito. Palla di Modolo a pescare la fascia, Scantamburlo che si gira bene, poi il pallone viene dato indietro ancora sulla fascia per Leone per Scantamburgo che prova a farla proseguire la palla, non ci riesce, deve provarci il Nervesa, allora deve provarci, ci prova qui sulla fascia destra del campo, ma nessuno dei due arrivano, sia De Martin sia Fraccaro non conquistano palla, non conquistano il pallone, palla che termina fuori. E qui c'è solo da guadagnare il Real, che naturalmente nulla fa in fretta in questo secondo tempo, precisamente dal 24esimo, quando è rimasto in inferiorità numerica. Chiaramente tira indietro tutto quello che deve e che può rallentare. Ancora con le mani ci prova il Nervesa, sì, in avanti tutto per Concas che punta l'uomo, adesso poteva anche andare al tiro. Visentin la mette dentro questa palla che poi viene buttata fuori in malo modo anche da parte di Modolo, che allontana il pericolo dalla propria area di rigore. Inferiorità numerica per il Real che sta soffrendo. Si gira bene Visentin, la mette dentro, la palla è alta, supera tutti quanti, anche Sciancalepore che la guarda solo. Anselmi deve spingere e andare al tiro e andare al cross, la palla gli viene messa fuori con le mani per cercare il numero 8 Fraccaro ancora a manovrare, attenzione, va per le terre, l'arbitro lascia andare, protesta il pubblico di Fede Nervesa con questa azione, con questo fallo. Allora, se è un altro arbitro, questo è un fallo che ti fischiano. Questo arbitro, da come ha arbitrato dall'inizio, era forse letto che questo fallo non l'avrebbe mai fischiato e si è mantenuto costante. Adesso c'è un doppio fallo a terra, un sacco di uomini proprio sotto la tribuna. Scantamburlo a Anselmi, una battuta ancora tentata, c'è un cambio per respirare un pochino, cambio da parte della formazione di casa e da parte degli ospiti. Allora fuori il numero 9 per il Real ed entra il 17, vediamo il minutaggio. 40esimo del secondo tempo, fuori Scantamburlo, dentro il numero 17 Boccato. Risponde Michele Baldi con un'altra sostituzione, sempre al 40esimo, mi pare anche una doppia sostituzione da parte della formazione. Sì, una doppia sostituzione, fuori il numero 4 al 41esimo. E allora è entrato Pinarello e poi anche fuori il numero 7
Allora fuori Sciancalepore, dentro Rossetto, probabilmente Sciancalepore lo ha tirato fuori Baldi perché ha anche paura della doppia ammonizione, visto che è stato già ammonito. Doppio cambio quindi per quanto riguarda Baldi, che tenta ancora l'ultima sgroppata, l'ultimo tentativo di portarsi in vantaggio per la formazione di casa. Ci sono 4 minuti, attenzione a Ton che con il colpo di testa va ad alleggerire su Mion e allora può ripartire ancora al 41esimo minuto di gioco con Ton che prova a vedere ancora i compagni liberi sulla fascia sinistra del campo, gira, sventaglia dalla parte opposta con Visentin, non riesce a metterla a terra, forse fa anche un fallo di mano e allora la palla termina in fallo di fondo. Nulla da fare ancora con il Nervesa che non riesce a concretizzare quello che ha fatto di buono nel secondo tempo. 42 minuti di gioco più eventuale recupero al termine di questa gara che si giocherà fino all'ultimo per quanto concerne la formazione di casa, per cercare di portarsi in vantaggio. Attenzione perché con questa palla l'ha fatto bene, l'ha battuta, e in effetti De Martin ha ragione, l'arbitro non dice nulla perché il portiere Fasolo l'aveva battuta questa palla, lui si è incuneato in mezzo, peccato non sia riuscito a girarla in mezzo ad andare al tiro. Occasionissima ancora una volta per De Martin e per il Nervesa. Può manovrare ancora il Nervesa dalla parte di Biasi Manolache. In avanti, spinge sulla fascia, mette dentro questa palla, la chiama, la fa sua Fasolo e c'è un fallo vediamo che cosa decide l'arbitro, perché c'è stata questa uscita di Fasolo che è caduto sul proprio difensore e sull'attaccante del Nervesa. Poi c'è stato il giocatore del Real Martellago che se l'è presa con De Martin, mi pare di vedere, che viene allontanato adesso. Sì, l'arbitro dice che non è successo nulla. L'arbitro dice che si può continuare a giocare. E l'arbitro dice che il fallo è a favore del Real Martellago, per probabilmente fallo sul portiere. Altre cose non capiamo e non vediamo. L'arbitro adesso, con il suo modo di arbitrare, adesso si sta facendo un po' scappare di mano la gara. Nei minuti finali di gioco c'è anche Baldi che sta protestando. In effetti il guardialine ha chiamato l'attenzione del signor Poli che allontana dal campo Baldi. Espulso Baldi. Avevamo visto che l'aiutante, il signor Fortugno, ha chiamato l'attenzione del tecnico, dell'arbitro, e Baldi lascia il campo espulso, e tra l'altro con un abbraccio anche un tentativo di Albino Piovesani di far tranquillizzare Baldi, perché stava continuando, immaginiamo, ad offendere anche piuttosto pesantemente l'arbitro ed il guardialine. Albino Piovesan lo ha allontanato, meglio per lui, altrimenti poi il giudice arbitro dovrà andare giù pesante sulla squalifica e sull'espulsione di Baldi, ed è meglio così, che Baldi lasci il campo, tanto oramai nulla può dopo che l'arbitro ha deciso di espellerlo. 5 minuti di recupero, mi pare di aver visto il 5 della mano dell'arbitro alzarsi. Vediamo se ci sarà data comunicazione. Poi 45esimo, quindi 5 minuti, si giocherà fino al 50esimo. Si è perso abbastanza in questo secondo tempo, un secondo tempo che il Nervesa ha cercato di controllare il tiro con qualche pericolo da parte di Busetto, anche lui uno dei più attivi, uno dei più positivi del Real Martellago, mentre il pubblico adesso se la sta prendendo un po' con l'arbitro. Poi
Niero il colpo di testa, Pettenai indietro, ancora a giocare, adesso arriva Concas a riprendersi questa palla per farla giocare su Pinarello, sventagliata ancora per Visentin che prova a puntare l'uomo, Visentin sulla fascia, bloccato da Zottino che poi riconquista palla, la riperde perché la rimessa laterale è del Nervesa. L'arbitro adesso fa sì, perché l'avevamo già capito, insomma 5 minuti di recupero lo fa, c'era il guardialine che ad ampi gesti segnalava al dirigente del Nervesa del Battaglia di alzare la tabella perché già l'aveva comunicato in precedenza l'arbitro. Anselmi la mette dentro, questa volta era bello questo traversone, però non arriva nessuno. Può ripartire il Martellago, attenzione alle ripartenze, però attenzione perché c'è poca gente lì davanti, deve fermarsi all'ausilio di non essere stanco questo giocatore, il numero 17 Boccato, che ha cercato e ha trovato anche la rimessa in gioco con le mani da parte della sua squadra, che piano piano in inferiorità numerica viene a riportarsi oltre la metà campo. Vedete anche la linea, 2 soli gli uomini con Niero che sta parlando, sta protestando con il guardialine, entrambi, Niero e attenzione a Busetto, blocca tutto, la palla termina fuori e allora c'erano Niero e Modolo che stavano discutendo animatamente con il guardialine proprio sotto la tribuna. Non capisco per quale motivo e cosa avessero da dire. Niero la blocca lì, alza la testa, guarda la posizione dei suoi, la dà per Scantamburlo, la gira bene, anzi era Busetto, nulla da fare, può ripartire De Martin di esterno, molto bello, con un bel pallone per Rossetto che va sulla fascia ancora, Rossetto la deve mettere dentro, non arriva nessuno con Giubilato che la mette fuori. È mancato il tocco decisivo da parte del Nervesa in queste occasioni. Bravo Visentin, bravo ad andare sulla fascia, nulla da fare però perché in centro area nessuno è riuscito a toccarla. Anselmi la deve mettere dentro, deve velocizzare questa palla che prova a velocizzare adesso e a mettere dentro, nulla da fare ancora lì, però attenzione perché il Martellago si è complicato la vita. Il tiro di Concas toccato da un uomo della propria retroguardia, c'è il quarto calcio d'angolo, anzi il secondo calcio d'angolo per quanto riguarda la formazione di casa. Ci va Concas dalla bandierina, è una delle ultime occasioni per il Nervesa per cercare di vincere questa gara, per cercare di forare la retroguardia del Real Martellago. Altro calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per la formazione di casa che pareggia i conti dalla bandierina. Arriva un altro pallone velocemente per non perdere tempo, è sempre Concas alla battuta. Concas alla battuta, alza la mano per lo schema, c'è qualcosa in area, va per le terre, un fallo in attacco da parte del Nervesa. Protestano tutti, ma in questo caso nulla da dire al signor Poli di Verona, perché sceglie di bloccare questa azione che poteva diventare complicata. La battuta da fondo campo con tutto il tempo immaginabile possibile preso da Niero, lancio lungo in avanti, si appoggia, ma c'è il triplice fischio finale per il signor Poli di Verona, che sicuramente uscirà tra un po' di fischi e un po' di insulti perché non è piaciuto nelle ultime decisioni di questa seconda parte di gioco. Termina 0-0 il risultato tra Nervesa e Real Martellago, una partita viva, una partita che non si è mai spenta nemmeno quando il Real Martellago è rimasto in 10 contro 11, una partita che il Nervesa avrebbe meritato forse di concludere positivamente portandosi a casa i 3 punti. Non c'è riuscito per alcune disattenzioni, per alcuni errori sotto porta. Peccato, perché la situazione e il momento poteva essere positivo, poteva risultare ancora buono per la compagine di Baldi che tra l'altro è stato espulso per aver protestato ampiamente contro l'arbitro. 0-0 è finale per la partita e noi diamo la linea definitivamente alla regia.